C'è un match in corso tra Morena Martini ed Elena Pavan, uno scontro tra donne, tra amministratrici del territorio, tra ex colleghe ed ex compagne di partito. Una, Morena Martini, tesserata Lega, già apprezzata sindaca di Rossano Veneto, con un lungo curriculum amministrativo e politico alle spalle. L'altra, Elena Pavan, sindaca di Bassano almeno fino ai primi di giugno e da poche ore ex tesserata Lega, dopo la decisione del Carroccio di espellerla, poiché decisa a correre con una sua civica contro la Lega. Il match si gioca sul ring della politica, niente personalismi, ma un duro attacco sferrato da chi boccia in pieno i 5 anni di amministrazione Pavan e non solo. Questo partito ha deciso di darti una fiducia così grande da farti eleggere sindaco di una grande città. Ti ha dato questa opportunità. Non per meriti che hai avuto, che i meriti non sono quelli di andare a fare i banchetti, no? I meriti te li conquisti sul campo. In questi 5 anni hai dimostrato che questa governabilità non l'hai saputa realizzare al 100%. E se lo scontro fra le due aveva già visto Martini colpire duro qualche giorno fa, l'affondo di sentirsi dire che Pavan ha fatto la sindaca di Bassano non per meriti conquistati sul campo è di quelli che lasciano il segno. Martini non manda giù nemmeno il recente comportamento di Elena Pavan per quanto riguarda la gestione dei rapporti fra lei e la Lega sulla mancata ricandidatura. Le risposte dovevano essere solamente due. No, non faccio più parte della Lega, che adesso è all'8%, e vado in Fratelli d'Italia, che adesso è al 34%, oppure sì, d'accordo, ho fatto questi 5 anni, mi metto da una parte, lavoro ancora per il partito e aiuto la nuova compagine a vincere a Bassano. Questo io mi aspetto, altrimenti sono solo chiacchiere.